scuola. E con lui è stato, diciamo, amore tra virgolette a prima vista, perché ci conosciamo da circa un anno e diciamo durante la ricreazione o quando c'era qualche ora, mezz'ora libera, andavamo a prenderci un caffè. Allora parlando così con la siciliano, lui diceva qualche detto in vittoriese, io lo dicevo in Santa Crocese, c'è questa differenza. Poi gli ho detto io che cosa ho fatto, come molti soci sapranno, il dizionario dialettale Santa Crocese, e lui a quel punto l'amore è scoccato in maniera, perché lui è un appassionato di latino, non solo appassionato, studioso di latino e anche di dialetto siciliano, della lingua siciliana, per cui poi c'è stata nel mezzo in questo anno la pandemia e la prima cosa che gli ho detto: tu verrai a fare una conferenza da noi, però è passato quasi un anno e la prima data utile è stata proprio oggi, e quindi l'abbiamo fatto venire. Dico due cosette, un breve curriculum su di lui. Ha la metà della mia età, però non vi dico altro. Ha la laurea in lettere classiche e la laurea magistrale con lode in filologia moderna, entrambe prese all'Università di Catania con il professor Ottoleva. Si è classificato secondo in 2 edizioni del certamen di letteratura scientifica e tecnica greca e latina tenuto presso il liceo scientifico di Mascalucia. È membro del comitato scientifico della Biblioteca Diocesana di Ragusa e ha fatto istituire il certamen Augustinianum Ragusiense. Inoltre il lavoro che fa è docente di lettere presso alcuni istituti di Vittoria. Dopodiché ora Gianluca ci farà ci darà una conferenza sulla derivazione del siciliano dalla lingua latina. Quindi, no, abbiamo solo questo. Allora io preferisco alzarmi innanzitutto perché riesci a parlare. Sì, credo che mi sentono. A me piace comunicare così. La spiegazione ex cattedra la utilizzo il meno possibile nella scuola, però ovviamente nel momento in cui dovrò scrivere mi allontanerò, però intanto mi piace muovere. Mi scusi professore, si sinceri che anche in fondo la sentano. Spero di sì, mi sentite? In fondo lo sentite? Quasi, E allora si mette un pochino o al centro dell'aula oppure si prende quello. Si sente così? Sì. È il microfono più pesante che ho tenuto in mano negli ultimi 5 anni. Ma c'erano anche quelli... Sì, pensavo, vabbè, non è un problema, non mi preoccupare. Allora, stavo dicendo, sì, io solitamente cerco il meno possibile di spiegare dalla cattedra, tranne quando è necessario, come in questo caso mi dovrò mettere al computer alcune volte per scrivere delle parole, quindi lo dovrò fare. Dunque, come hanno detto appunto entrambi i presentatori, effettivamente è vero, io mi occupo di lingua siciliana, però tengo a specificare che questo lavoro non è prettamente scientifico, ma è più che altro da studioso amatoriale. C'è il latino, direi cultor voluntarius, cioè un cultore volontario che è appassionato della propria terra, orgoglioso delle proprie origini, poi effettivamente ne studia anche la lingua e il dialetto. Io principalmente sono un filologo, infatti pubblico soltanto articoli relativi alla filologia classica in lingua latina in alcune riviste, quindi non ho pubblicazioni ufficiali relative alla lingua siciliana. Però ho condotto diversi studi anche grazie al materiale che sono riuscito a reperire, soprattutto di studiosi locali, che ce ne sono tanti anche a Vittoria, però purtroppo è un terreno in un certo senso poco battuto, anche perché nelle scuole e anche nelle università siciliano non se ne fa più di tanto. Purtroppo mi si stringe il cuore quando penso che a Catania c'era un tempo una cattedra di dialettologia e hanno chiuso il corso, oggi non c'è più una dialettologia, effettivamente. C'era una cattedra esclusiva ai tempi e purtroppo è venuta meno. Dunque, prima di cimentarmi effettivamente sulle parole in siciliano che derivano dal latino e quindi di fare qualche esempio scrivendolo qui al computer e mostrandolo grazie al proiettore, volevo fare un breve excursus, se possibile, su quella che è stata effettivamente la storia del siciliano. Perché comunque questa è un'associazione di storia patria, quindi non mi dispiace parlare di questa cosa. Effettivamente c'è da dire che la lingua siciliana, diciamo che molto spesso, sarà forse per il suono, per la pronuncia che noi conferiamo a questa lingua,
è stata molto spesso maltrattata, cioè più che altro è una cosa che è capitata a tutti quando eravamo piccoli, sentire dire dai genitori, insomma, non parlare siciliano. Questo penso che è capitato a tutti, anche a me, c'era una volta. Meno male che poi ho cominciato a studiarlo, perché effettivamente mi sono reso conto che forse la frase più sbagliata che si possa dire ai propri figli. Cioè, non parlare siciliano nel senso che uno lo intende, sì, cioè se devi fare un'interrogazione, un esame, devi spiegare non lo faccio in siciliano, ma dire non parlare siciliano di niente, non lo devi conoscere, non esiste. In realtà c'è una ricchezza dietro che purtroppo viene ignorata. E quindi è proprio la mancanza di consapevolezza di quella che è la nobiltà linguistica del siciliano che porta certe persone, a prescindere, ad allontanarsi da essa, come capita soprattutto nel nostro territorio. Dunque, dicevo, una cosa innanzitutto che si pensa è che generalmente la lingua italiana sia una vera e propria lingua ufficiale che deriva dal latino, cioè nel senso che il latino si è sviluppato in quello che è l'italiano standard che noi utilizziamo oggi. Dunque questa cosa non è assolutamente vera, perché nel momento in cui il latino si è sviluppato, che è proprio il termine tecnico che utilizzano i linguisti, in quello che è oggi il nostro italiano standard che utilizziamo, dobbiamo ricordarci che questo italiano non esisteva. Altro non era che in forma primitiva, nemmeno come ora, il fiorentino parlato durante il periodo di Dante, Petrarca e gli altri, cioè quindi siamo nel 200 e il 300. Effettivamente ogni regione, anche meno di ogni regione, perché vi sono varianti interprovinciali nella stessa regione che sono pazzesche, diciamo che sviluppava il latino in quello che era una propria lingua, dialetto, volgare, come lo si voglia chiamare. Cioè il latino di Cicerone è cristallizzato e utilizzato dalla Chiesa, veniva utilizzato sempre, quello è rimasto lì come modello esclusivo per la lingua dotta, quindi per determinate opere che avevano un certo valore, però ogni regione aveva la sua lingua. Cioè, quindi il latino in Sicilia è diventato il siciliano, in Campania è diventato il campano, in Puglia c'è il pugliese e così via dappertutto. Insomma, in Toscana c'è il toscano, che poi questo, se è stato preso a modello come italiano e oggi noi lo chiamiamo italiano, è un altro conto. Ma tutti quelli che oggi noi chiamiamo dialetti, fino a un tempo erano lingue di pari dignità e che poi ce n'erano troppe e se ne è dovuta scegliere una. E quindi è successo questo. Una questione della lingua che sarà portata avanti oltre anche il 1500. Però insomma, citiamo brevemente i momenti di gloria del siciliano. Dunque effettivamente i momenti migliori in cui la lingua siciliana, volgare siciliano ai tempi, ha avuto insomma l'esploit, sono stati gli anni durante il regno di Federico II di Svevia, qua in Sicilia, che in particolar modo tra il 1230 e il 1250, mi sembra, ha fondato quella che effettivamente è chiamata la scuola poetica siciliana. Dobbiamo capire perché appunto si è formata. Dunque, fino a quei tempi, parliamo di poesia, non di prosa, cioè la poesia che aveva più valore in tutta l'Europa era la poesia francese in lingua doc, cioè quella che praticamente veniva esercitata, veniva praticata nella parte meridionale della Francia, la Provenza. Dobbiamo dire che durante quel periodo questi poeti sì erano presi a modello, soprattutto per il contenuto dell'amor cortese, che era quel tipo di amore che veniva amore inappagato, impossibile, che probabilmente, secondo la teoria più accreditata, riprendeva quello che era il processo verticale del feudalesimo, cioè feudale del tempo, passato dal vassore, dal vassiro, fino allo stato più basso rispetto al signore feudale. Effettivamente c'era uno strato di subordinazione che si proiettava nell'amore impossibile tra un uomo e una donna, magari anche di estrazione sociale diversa. Diciamo che ci fu però un episodio nel XIII secolo che sconvolse quella che effettivamente fu la Provenza, cioè la parte meridionale della Francia, e che in un certo senso causò una diaspora, se lo possiamo così dire, di quelli che erano i poeti provenzali in lingua doc. Cioè il Papa Innocenzo III del tempo si trovò una scusa praticamente in accordo con re di Francia per fare fuori questi poeti in lingua doc. Ora spiegherò il perché, anzi lo dico subito, perché questo rapporto verticale di amore inappagato tra uomo e donna, che comunque riprendeva quello che era il sistema feudale del tempo, in realtà era stato visto in un altro modo dalla Chiesa, era stato travisato, cioè in realtà si pensava che questo amore incondizionato da parte di un uomo, un poeta per una donna, addirittura inappagato, che veniva cantato in questo modo, potesse appunto distogliere quello che era l'interesse verso l'amore incondizionato con Dio, che doveva essere il primo di tutti. E tra l'altro questa donna non era neppure accostabile con la Madonna, anche se i poeti si giustificavano così per non farsi perseguitare e mangiare dal Papa e dalla Chiesa del tempo.
Però Papa Innocenzo III si trovò questa scusa, quindi effettivamente in base alla Provenza, con l'aiuto del re di Francia, creandosi insomma un pretesto che era quello di perseguitare la setta degli Albigesi, appunto nella città di Albi, che erano degli eretici. Effettivamente c'era questa setta, ma non era il caso di sgominare il mezzo sud della Francia, che poi cadde sotto il potere della corona francese. Quindi effettivamente tutti i poeti provenzali, che avevano comunque la loro autoritas, erano già abbastanza famosi e conosciuti ed erano un modello un po' per tutta l'Europa, si dispersero dappertutto, in primis nel nord Italia. Qualcuno probabilmente è arrivato anche in Sicilia, ma in primis erano proprio lì nel nord Italia. Tant'è che cominciarono ad esserci addirittura poesie, metà in dialetto genovese e metà nella lingua doc provenzale. Tant'è che addirittura gli stessi poeti italiani a volte scrivevano utilizzando la lingua francese doc, perché se scrivevano, cantavano l'amor cortese, utilizzavano la lingua che era la più pregiata del tempo, cioè quale miglior cosa se non quello di utilizzare la lingua appunto di questi poeti in lingua doc. Però effettivamente Federico II fa un'altra cosa, cioè i siciliani inizialmente volevano anche prendere a modello questi poeti che dispersi avevano cominciato a popolare l'Italia, però effettivamente Federico II fa una cosa nobile, dice no, noi cambiamo l'amor cortese ma facciamo poesia con la nostra lingua, cioè il siciliano. Ed è da lì che si cominciò a valorizzare questa lingua a discapito di quanto stava accadendo nel nord. Quindi nasce la scuola siciliana proprio tra il 1230 e il 1250, come ho detto, e effettivamente c'è una differenza rispetto a quella che era la corte feudale del tempo, perché in questo caso non è una corte feudale, ma abbiamo una corte attorno a un imperatore, che è Federico II di Svevia, che domina la Sicilia e che anche egli è una persona colta, cioè scrive poesie, conosce la filosofia, era promotore di queste arti e di queste discipline. Quindi la cosa cambia e la corte effettivamente è una corte dotta. E va a finire che effettivamente il siciliano diventa la lingua per eccellenza della poesia in Italia. Cioè questo noi lo possiamo direttamente leggere nel De Vulgari Eloquenze di Dante, nel primo libro, quando a un certo punto dice, et in primis de siciliano examinemus ingenium, nam videtur sicilianum volgare sibi, però lo traduco, famam prealis asciscere, e o quod quid poetantur Itali sicilianum locale. Cioè dice questo, cioè dice effettivamente Dante dice in primis, dice esaminiamo quella che è la dignità, l'ingenium, proprio l'ingegno della lingua siciliana. E dice effettivamente, dice il siciliano, dice sembra acquisire una fama davanti agli altri, prima degli altri, cioè videtur sibi famam prealis asciscere. E o quod, soprattutto per quel motivo, poi dice perché qualsivoglia cosa scrivano in poesia gli Itali, cioè gli italiani, si chiama siciliano. Cioè dice quid poetantur Itali siciliano locale. Quindi c'è quello che fa capire che fino a quel tempo effettivamente qualunque forma di poesia che poteva essere degna di essere chiamata in questo modo veniva chiamata appunto siciliana, lingua siciliana, poesia siciliana. Quindi inizialmente Dante anche ha una sorta di lode nei confronti effettivamente della lingua siciliana. Lui stesso nella Divina Commedia, ci sono più registri linguistici, ne utilizza diverse parole, però purtroppo succede che in realtà nella stessa opera si contraddice in un certo senso, lo fa volontariamente, e poco più avanti fa abbassare, sommerge praticamente il siciliano. Cioè prima effettivamente lui lo riconosce, cioè dice qualsiasi forma di poesia che noi abbiamo in Italia è chiamata siciliana, però ovviamente dice non si può scegliere un volgare tra gli altri in qualità di preferenza. Il siciliano dice è vero, però dice il suono, già lo diceva al tempo, non era bello. E giusto appunto quello che fa è questo, cioè va a citare proprio un verso di Giovo d'Alcamo apposta del Contrasto, che insomma è la sua opera poetica più famosa, più conosciuta, e effettivamente va a citare proprio uno dei primi versi che è bruttissimo, cioè che è tragemi d'este focora, che significa toglimi da questi fuochi, cioè tragemi, imperativo, toglimi d'este focora, è un plurale che ora non abbiamo più, cioè da questi fuochi. Effettivamente è un verso che suona male rispetto ad altri versi e lui lo va proprio a citare per in un certo senso screditare quello che è siciliano. Infatti prima di citarlo dice queste parole, dice prelationis onore minime dignum est, cioè il siciliano è minimamente per nulla degno, dice, dell'onore, della preferenza. Prelationis onore minime dignum est,
E poi andando più avanti c'è, insomma, dice perché sine quodam tempore profertur, dice non ha nemmeno un bel tempo scandito a sentirsi, e poi dice ut uta ibi, e mette il verso, dice tragimi deste povera testa volontà. Cioè, quindi effettivamente tramite questo escamotage che va a citare proprio quel verso che è uno effettivamente dei più brutti che noi riusciamo a sentire, e comincia a screditare il siciliano. E poi più avanti l'unica soluzione fu quella di adottare effettivamente una lingua poetica che si era affermata con delle opere letterarie molto grandi. Quindi c'era la Divina Commedia di Dante innanzitutto, che era in volgare, ma c'era anche il Canzoniere di Petrarca. E quindi diciamo che questa questione, insomma, già fin da quel periodo, poi adottato un po' col fiorentino, un po' la questione andò in avanti anche fino al 1500 con Bembo, Trissimo e Castiglione, ma alla fine si decretò come modello poetico Pietro Bembo con le prose della volgar lingua nel 1525, appunto Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa. E quindi il siciliano, diciamo che può essersi considerato lingua fino a questo periodo su per giù, ma perché incideva nella politica e negli atti amministrativi, quindi atti notarili, qualcosa di matrimonio e così via. Poi nel momento in cui insomma, cessò di avere questa funzione, passò insomma, allo status di dialetto e non più di lingua. Quindi questo è fatto un riassunto insomma, di quello che è successo, però diciamo che nel 200 c'era una certa dignità ancora del siciliano, che lo possiamo riconoscere come lingua madre di quella che era la poesia della scuola siciliana di Federico II. Aggiungo solo che non abbiamo più nulla di quella produzione, una sola poesia è sopravvissuta, che è di Stefano Protonotaro di Messina, che si chiama Pirme Eugori Alligrari, che poi fu trovata più avanti dal Barbieri, insomma, in un altro codice che riportava altro, quindi fu una fortuna che fu recuperata, perché poi furono tutte toscanizzate, cioè le poesie venivano tradotte in toscano. E quindi purtroppo c'è qualche studioso che ha provato a riportarle indietro, a ricondurle alle origini, però andare indietro, capirete, insomma, dal toscano al siciliano è difficile. Però insomma questa è la fine che ha fatto la lingua siciliana, ma ha avuto i suoi momenti di gloria. Dunque quello che farò adesso invece è un'altra cosa, cioè mi occuperò principalmente di alcune parole pansiciliane del siciliano, cioè parole che abbiamo tutti a Santa Croce, a Vittoria, a Catania, dappertutto, non parole specifiche che magari hanno una singola città, che derivano in maniera proprio diretta, prese di peso, dalla lingua latina. A differenza magari di un'evoluzione diversa che c'è stata nell'italiano che non abbiamo oggi, cioè il toscano del tempo. Quindi cambiavano le cose, però il siciliano è stato molto più conservatore rispetto insomma, ad altre lingue d'Italia, principalmente per il fatto anche che è stata una zona sempre un po' marginale dell'impero, quindi è rimasta isolata e ha difeso la sua lingua, cosa che invece non è capitata poi magari altrove. Quindi andiamo a vedere innanzitutto a cosa mi riferisco. Questo lo posso prendere io virtuale, quando mi dice? Sì, no, non ho anche problema, non ho problema, sì, sì. Dunque, innanzitutto una cosa che volevo dire era questa, cioè che nel momento in cui noi parliamo in siciliano molto spesso siamo convinti di una cosa, cioè che se pronunciamo una parola siciliana noi non stiamo facendo altro che dialettizzare una parola italiana. Cioè quindi capita spesso che se io anziché dire Mosca dico Musca, è passata anche una, questo è anche il periodo, cioè effettivamente siamo convinti che Musca sia una forma dialettale dovuta alla nostra sicilianizzazione dell'italiano. Dice, io ho preso l'italiano Mosca, ho cambiato le mie vocali e l'ho fatto diventare Musca. No, questo assolutamente non è vero, perché se noi andiamo a cercare effettivamente in un vocabolario latino questa parola, effettivamente Musca significa Mosca, così com'è, cioè nel senso non è cambiato assolutamente il vocalismo. Piuttosto quello che dobbiamo dire è questo, cioè che effettivamente c'è stato un passaggio di alcune vocali nell'evoluzione del latino nel siciliano, cioè, o meglio, nell'italiano, nel toscano, cioè la U, generalmente, aspetta, mi è stato questo. Ma io ho un'altra tastiera, dunque allora la U è diventata O, si dice che si è aperta, così come è capitato con la I che effettivamente si è aperta ed è diventata aperta. Per cui significa che Musca, che è una parola latina, nella lingua italiana di oggi, che era il toscano del tempo, ha avuto un'apertura vocalica, che è una cosa tipica della regione toscana, cioè praticamente da Musca si è passata a Mosca. Ma il siciliano mantiene ancora la vocale latina,
Per cui musca non è mai cambiato, cioè significa che sin dai tempi in cui i latini hanno pronunciato la parola musca, in Sicilia si è detto sempre così. Non c'è stato mai un momento in cui è diventata mosca e mai nessun momento in cui è ritornata a essere musca, questo assolutamente. Quindi questa parola è una parola latina che non è mai cambiata nei secoli, mai, quindi non è una sicilianizzazione, non se n'è mai andata perché non abbiamo conservato il vocalismo. L'esempio che ho fatto della vocale I che si apre in E lo possiamo vedere in un'altra parola, tipo per esempio vitrum, che sarebbe il vetro. Allora, effettivamente nella lingua italiana la M è la desinenza del caso cade, si chiama desinenza casuale, questa si va perdendo praticamente. Questo avviene sempre in molte parole, anche qui il Dilemo stesso lo dice, che praticamente questa lettera M dice quamquam scribitur parum tamen expribitur, cioè sebbene si scrive tuttavia poco si esprime, e questo lo dice nella sua istituzione oratoria. Quindi questo vitrum a stento lo pronunciavano con questa M. Quindi vitrum diventa vetro, ma quello di cui voglio parlare appunto è il fatto che nel toscano la I del latino si è aperta in E, però in siciliano lo continuiamo a dire vitrum, cioè abbiamo la M che cade, come vedete, la metto tra parentesi per farla. Mi sentite al posto? Di poco. Chi mi sente poco? Poco? Aspetta, così mi sentite? Ah, ok, come devo dire? A posto? Va bene. Sì, lo so. Sì, va bene, infatti poco l'avevo facciato. Dunque, allora, stavo dicendo effettivamente, in questo caso la vocale I di vitrum, in quella che è la lingua toscana, si è aperta in E, vetro. Ma nel siciliano, attenzione, anche la U si è aperta in O, quella finale. Cosa che non avviene nel siciliano, che conserva le vocali e mantiene vitrum così come si diceva al tempo. Solo che diciamo che in un certo senso è cambiata, diciamo, la pronuncia della dentale sorda attiva, un po' come l'inglese di oggi, train, però che questo è un altro fenomeno. Perché non in tutte le parti della Sicilia si dice vitru così. Ci sono parti in cui ancora il suono è pulito e si dice vitru. Nella zona di Piazza Armerina, della zona dell'Ennese, lì non dicono travagliare, ma travagliare, cioè si mantiene assolutamente. Comunque, ad ogni modo, quello che sto dicendo è questo, cioè che la prima cosa che noi possiamo notare è un cambio di vocalismo delle vocali U e I, che in toscano si aprono in O ed E, ma in Sicilia si mantengono così come lo erano dalla lingua latina. Ok? Per cui assolutamente nel momento in cui noi pronunciamo queste parole non stiamo sicilianizzando nulla, ma sono parole che sono rimaste così come era ai tempi in cui il latino era la lingua principale e non sono mai mutate se non per piccole cose come la caduta della M, che è la desinenza casuale, ma nulla di più. Citerò altre parole che sono rimaste così come sono e che effettivamente insomma non sono cambiate. Cioè, se ad esempio noi pensiamo al siciliano sega, cioè la serra, e il verbo serrare per segare, effettivamente dobbiamo renderci conto che anche quando diciamo serra non è una sicilianizzazione dell'italiano sega. Cioè lì diciamo che c'è stato un altro processo fonetico che ha tolto appunto la doppia vibrante R, ma in realtà se voi cercate serra in un qualsiasi vocabolario latino significa sega. Questo è rimasto praticamente, insomma, a parte in spagnolo si dice sierra, quindi insomma si è mantenuto, e insomma in un certo senso lo abbiamo anche in altre zone, tipo la Sierra Leone, se non mi sbaglio dovrebbe esserci una catena montuosa che è dentellata come fosse una sega, quindi per questo prende il nome di Sierra Leone. Però insomma quando noi diciamo serra effettivamente stiamo mantenendo in siciliano una parola latina, così come la possiamo vedere in parole semplici tipo macchina, che insomma noi in italiano diciamo macchina con quella che sarebbe una doppia C, per dire in termini semplici, dovuta a un processo che si chiama raddoppiamento fonosintattico. Però a prescindere il fatto che noi lo manteniamo così, e questo non è un termine soltanto siciliano, è centro-meridionale, perché anche a Roma dicono macchina.
sono comprato la macchina nuova, la macchina nuova. la stessa macchina. No, sono comprato la Quella macchina. sulla C. Quindi c'è una cambia più di tanto, però si è mantenuto. Questa parola comunque macchina non è di origine vera e propria latina, ma si è sviluppata in Sicilia attraverso il greco dorico macane, che significa macchina. Perché se fosse stato attico sarebbe stato mecane, se non sbaglio. Quindi macane è dorico, poi i latini l'hanno preso e l'hanno traslitterato in macchina. Ricordiamo che qui abbiamo avuto la dominazione dorica comunque in questa parte della Sicilia. L'hanno preso da noi forse i latini. Sì, i latini l'hanno preso dai siciliani che parlavano la lingua dorica e l'hanno latinizzato in macchina. Poi, andando ancora, prendiamo alcune preposizioni, tipo per esempio intra, che in latino significava dentro. Il nostro dentro deriva da un'altra aggiunta che è quella di de. Il più dove? Sì, va bene. Sì, il nostro dentro deriva da de più intro, quindi è stato un passaggio che è avvenuto dopo, ma intra, che significava dentro, si è mantenuto proprio così nel siciliano, sempre con la nostra pronuncia incia, ma ci sono posti in cui ancora si utilizza intra. Ma così come può essere accaduto per alcune parole semplici che non hanno sviluppato il dittongo, cioè che da una vocale non se ne sono generati due. È il caso della parola petra, che significa pietra. In italiano, cioè in toscano, è avvenuto un passaggio che si chiama, come dice Maurizio Dardano, il linguista, dittongamento spontaneo, perché è un fenomeno di dittongamento che si sviluppa quasi sempre, in questi casi sempre. Quindi petra passa a pietra, ma come noi possiamo vedere effettivamente noi ancora diciamo la petra, cioè non diciamo la pietra, quindi c'è una differenza e quando noi diciamo petra non stiamo sicilianizzando il terreno pietra, ma stiamo mantenendo questa parola latina che c'è sempre stata. Allora, citerò due verbi qui per parlare insomma di parole che non sono mai cambiate, che sono rimaste. Uno è il verbo ire, manca scriverlo, significa andare, questo è il verbo principale dei latini che utilizzavano appunto per indicare il movimento di andare, giungere. Allora, la parola, il verbo nostro andare in realtà si sviluppa in altre parti e deriva dal verbo latino ambulare, secondo altri passaggi fonetici. Oggi questo verbo l'abbiamo comunque, cioè rimane, sopravvive nell'aggettivo ambulante, che è il participio presente, nel sostantivo ambulanza, però andare è rimasto nella lingua italiana, cioè in qualche stato del tempo, dove ire effettivamente è stato soppresso da quest'altro verbo che veniva utilizzato comunque di meno. È una cosa che capita spesso quando il latino si evolveva, perché il termine che veniva utilizzato costantemente si andava a perdere e il termine secondario diventava quello primario. C'è un po' come il caso del cavallo, che in latino si dice equus e da noi non è sopravvissuto solo nell'aggettivo equino, nei sostantivi come equitazione, equestre, eccetera eccetera, però è sopravvissuto il latino tardo volgare cavallus, da cui deriva cavallo. Quindi quelli che erano i cultismi si andavano a perdere, cioè parole dotte, e sopravvivevano parole che erano diciamo utilizzate come secondarie. E questo è il caso di dire ambulare, cioè ambulare significava nemmeno andare, cioè girare nella zona, quindi non era la stessa cosa di ire. Però ire si è mantenuto più che altro nei dialetti nostri, meridionali, e nella lingua toscana effettivamente ambulare si è tenuto. Allora, questa è la prima cosa, e ire lo troviamo, mi soffermo qui, anche in altri due verbi che sono esclusivamente siciliani e che non sono stati presi da altre regioni, quindi non si sono evoluti in altri dialetti. Verbi che abbiamo esclusivamente noi qui, che sono composti del verbo ire. Allora, il primo è un verbo composto da Trasiri, cioè praticamente da trans più ire, che significa andare oltre, sottinteso magari ianuam, cioè la porta, transire ianuam, quindi andare oltre la porta e quindi entrare. E da qui Trasiri. Allora, l'unica cosa che si può spiegare è la perdita della N, che si chiama nasale alveolare. Cioè voi vedete che praticamente tra
transire, anziché dire transiri, diciamo trasiri, cioè si è persa questa N. Non è un fenomeno strano, a prescindere, nel passaggio di qualunque altre parole dal latino a quello che è l'italiano di oggi, cioè di avere la perdita di questa nasale se precede la S che è sibilante. Facile. Institutum, che in italiano diventa istituto, cioè la N si è persa, ok? Sopravvive solo in alcuni casi, cioè per esempio mensis, che significava mese, ha perso la N, non abbiamo mese, non abbiamo mense, però abbiamo l'aggettivo mensile, dove li ricorda, ma poi semplicemente perché in cultismo sono parole dotte che sono state comunque aggiunte dopo alla lingua italiana in tempo successivo e quindi riprendevano quella che era insomma la caratteristica integra del latino. Quindi questo è il primo, transire che diventa trasiri, e poi abbiamo susum o sussum, che significa sopra, sussum corda o susum corda, in alto i cuori, da cui deriva susire, o comunque susiri, sì, se lo facciamo insomma in rete riflessiva, insomma in rialzo, ma può essere anche cioè nel senso di alzo. Quindi susumiri deriva susiri, ok? Quindi questi sono due composti che abbiamo esclusivamente nella lingua siciliana, anche alcuni meridionali, cioè napoletano trasicce, da trasicce per dire deve entrare, cioè si utilizza anche, sebbene poi insomma loro tronchino la parte finale tramite un processo che si chiama apocope, si va a prendere. Però comunque ad ogni modo trasiri e susiri sono parole esclusive, possiamo dire, perché non sono comunque in tutte le parti d'Italia, esclusive della lingua siciliana, che sono composte del verbo ire, che sopravvive ancora, ok? Quindi al di là di questo cito anche il verbo natare, che il latino era così com'era, cioè natare, cambia solo l'ultima vocale che è natari in siciliano, anche se a volte noi non marchiamo questa I finale, sembra quasi una E, però il verbo è uguale, cioè quello che è successo è che non c'è stato alcun processo di dittongamento per cui la A di natare sia passata praticamente a nuotare. Io vi posso anche spiegare velocemente come è successo, non mi voglio soffermare su queste cose. Dunque ci sono due A nel verbo natare, natare, molto vicine tra di loro, anche se non sono contigue, ma sono molto vicine. Questa cosa poteva dare fastidio del suono e quindi praticamente succedeva che la prima vocale, solitamente, o la seconda, cambiava, si mutava in un'altra per un processo che era chiamato dissimilazione vocalica, a distanza. E quindi da natare si arrivava a notare per distinguere. Però purtroppo quello che accade è che effettivamente notare già c'è in italiano, che significava notare con lo sguardo oppure annotare. Quindi la O si è sviluppata tramite il dittongo in nuotare, ok? Ma natare senza dissimilazione, così come dicevano i latini, ho cercato il verbo nato, natas, natavi, natatum, natare, della prima coniugazione, si è mantenuto ancora oggi nella lingua siciliana. Ok? Allora, mi sentite bene? Quindi posso... Va bene. Allora, dunque, parlando di altre cose, adesso vado a dei processi fonetici che comunque sono cambiati, cioè insomma, sono un po' più marcati di questi qua, cioè hanno cambiato le parole di un altro modo. Allora, innanzitutto, la prima cosa che dobbiamo dire è questo. Nel momento in cui c'è il passaggio dal latino al siciliano, quindi se io dovessi prendere la parola lupus, che significa lupo, sì, è uguale, però praticamente se dobbiamo dire il passaggio tecnico che c'è stato, dobbiamo dire che non viene preso questo caso il us, che in latino era chiamato nominativo, cioè era il soggetto. Quindi se dovevo dire il lupo come soggetto, terminava in us, lupus. Se io invece dovevo dire lupo come complemento oggetto, avevo lupum con la M. Ecco, quest'altro caso ha un altro nome. Non si chiama più nominativo, ma si chiama accusativo. Proprio da questo accusativo derivano quasi tutte le parole italiane. Io ho detto prima che la M era una parola che veniva poco pronunciata dai latini, lo dice Quintiliano, quindi era facile accadere, cadeva e poi dal lupo si passava al lupo, o rimaneva ancora lupo come in siciliano. Però quello che sto dicendo è che la maggior parte delle parole derivano dall'accusativo, nel passaggio dal latino alla nostra lingua. Tuttavia questo non accade con alcune parole. Perché? Se io per esempio
prendo homo, che significa uomo, questo è il soggetto, insomma l'abbiamo conosciuto tutti in espressioni come homo sapiens, homo erectus, homo è soggetto, cioè l'uomo sapiente, l'uomo eretto e così via. Se dovessi prendere il suo accusativo, cioè il complemento oggetto, io avrei hominem, che è più lungo. Quindi in italiano sopravvive il nominativo e io ho uomo, e anche in siciliano, a volte, comunque in alcune zone, anche in altri dialetti centro-meridionali, sopravvive il nominativo. Ma in particolar modo nella nostra provincia, per esempio a Santa Croce, uomo viene preso l'accusativo, esattamente. Sì, ricordami qua. Sì, no, perché noi non dobbiamo con piacere. Uomo, voi, vabbè, comunque siamo lì. Cioè quello che sto dimostrando è che praticamente per alcune parole non sopravvive il nominativo, ma sopravvive l'accusativo. Che era una cosa che con la terza declinazione capitava quasi sempre. Però uno si aspetta che uomo in italiano diventi homo in siciliano dappertutto, che c'è comunque dappertutto anche a Catania, ma da noi è uomo, ok? E un pochettino, scusate se metto quest'altra parola, che è uguale, mulier, che significa donna, non moglie, perché moglie era uxor, da cui deriva uxoricidio, cioè l'uccisione della moglie. Effettivamente questo mulier diventa moglie, ma se non dobbiamo dire moglie in siciliano prendiamo il suo accusativo mulier, che diventa muliere. Ok? Mi state seguendo quello che sto dicendo? Ok? Se non è chiaro lo dico. No, va bene. Io quello che sto dicendo è questo, cioè che praticamente al di là del nominativo ci sono alcuni casi in cui nel siciliano sopravvive l'accusativo. E guardate che non è dappertutto, perché a Napoli dicono moglie. Mogliete, cioè no, c'è una. Sì, non mogliete, sì, perché loro mettono dopo il possessivo parte, e quindi mogliete, c'è tua moglie. Effettivamente loro utilizzano moglie e non mogliere. Questo invece si è sviluppato da noi dall'accusativo, che è il caso più lungo. Quindi vedete le differenze? Per questo non si sicilianizza mai quello che noi pronunciamo. Non è un italiano che noi strappiamo, sono due evoluzioni diverse, che sono avvenute in due periodi storici diversi. Quindi ognuno ha sempre avuto la sua lingua. È semplicemente che prima o poi si doveva trovare un punto in comune per capirci tutti, un po' come si fa oggi con l'inglese, che è la seconda lingua del mondo. Non potrebbe essere la prima, però anche in alcuni casi veramente è diventata la prima, però l'inglese è un filo che ci, insomma, comuna tutti noi, tutto il mondo, non solo in Europa, anche in Giappone, se devono comunicare, fanno in inglese magari per farsi capire dagli europei. E diciamo che, vabbè, ai tempi c'era questo problema, però solo in Italia, e quindi si è deciso di prendere una lingua per far comunicare tutti tra di noi, che non potesse essere il latino. Anche perché ricordiamo che il bisogno che c'era, tornando a prima, di trovare un volgare comune, era semplicemente dovuta anche purtroppo a un'ascesa che c'era stata del ceto borghese mercantile, che non era colto come sacerdoti, quindi non è che tutti conoscevano il latino. Se tutti si mettevano a scrivere a parlare in latino, si capivano solo i 4-4, cioè i dotti che c'erano. Cioè il problema era comunque far capire quello che si voleva dire a tutti, far leggere una poesia a tutti. Non si poteva scrivere sempre in latino. E quindi effettivamente c'era bisogno per questo di un'altra lingua. Un'ultima parola che cercherò di citare per derivazione dall'accusativo e non dal nominativo è questa parola dunque, papilionis, che significa farfalla, da cui deriva il francese papillon, ok? Perché è una farfalla. Questa parola in latino significava farfalla, il francese è una lingua neolatina, quindi l'ha assunta. Effettivamente non è sopravvissuta da noi nella lingua italiana, perché farfalla sembra molto distante da papillo. Però tuttavia l'accusativo papillionem diciamo che è sopravvissuto in una parola che noi utilizziamo per indicare quello che è il farfallone, un farfagliulo, cioè quando dice farfagliulo che significa farfallone. Sì, però cercherò di spiegare anche come è avvenuto. Dunque, innanzitutto la prima cosa che è capitata, cioè è stata quella di confondere la desinenza onem di papilio papilionis come se fosse un accrescitivo, perché in realtà papilionem è solo farfalla, e quindi papaglione avrebbe dovuto significare solo farfalla, ma noi invece diciamo farfallone in questo senso, cioè come se l'one di papillone avesse un valore accrescitivo.
Questa è una cosa che noi abbiamo purtroppo per influenza di alcune parole, mi pare di derivazione franca, dove questo one in realtà non è un valore accrescitivo, tipo muscalone per dire la scala, c'è lo scalino addirittura, che è piccolo, quindi figuratevi, cioè, per cui a prescindere il papilione poteva magari trarre l'inganno, poteva sembrare quello che era un accrescitivo e qualcuno appunto farfaglione poi l'ha utilizzato non per dire farfalla ma per dire farfallone, nel senso dispregiativo di una persona comunque che si impegna poco in qualcosa, che va eseguitoriando per i piedi, il solito farfallone. Sì, quello che potete vedere è semplicemente una R in più, perché papilionem sarebbe dovuto diventare papaglione. C'è una R che non c'era nel latino. Dunque non è un problema, perché capita spesso questo, in determinate parole c'è anche tuono che diventa ciono e così via. È un fenomeno che si chiama epentesi, che significa allargamento. E quando avviene questa epentesi, per motivi eufonici, cioè fonetici, generalmente si inserisce una vibrante. Cioè pensate, se noi diciamo, devo fare una domanda, che vi siete visti? Io dico, chi avete visti voi? Se andate a Ragusa invece dicono, chi avete visto? Anche qua, perfetto, va bene. Chi vi siete visti? La stessa cosa, ecco, praticamente. Sì, pensavo che qua si diceva come da me, vabbè, noi siamo un po' più imbastarditi con la lingua di Gela comunque e di discepoli, però adesso vi spiego. Dunque, sarebbe praticamente disentiste, che sarebbe dovuto diventare semplicemente disentistu, si devono mantenere tutte le consonanti e tutte le vocali. Però quello che avviene è mettere una R in più per questioni telefoniche, che è un'epentesi. Che vi sentisci, che vi verisci, addirittura a Catania c'è un'epentesi ancora peggiore, c'è una U in più, che vi sentisci, che vi verisci, come fa la parola. Quindi per dirvi, cioè, questo è quello che praticamente succede in papilione, che diventa non papaglione ma parpaglione, quindi effettivamente non c'è niente di strano, è un fenomeno normale che si chiama epentesi. Poi ci sono tanti altri casi, però perché non vado a citare. Dunque, un'altra cosa che dobbiamo dire è questa, per quanto mi fermi tu? Altro quarto d'ora. Io cerco di andare veloce per dire Altro 20 minuti. 20 minuti. Sì, per me la sintesi non è un'ora, quindi è una forza tua. Dunque, allora, stavo dicendo una cosa, no, questa è una cosa interessante, un attimo veramente, so che siete stanchi, però secondo me questa è una cosa che tocca tutti ancora oggi. Dunque, la lingua latina, così come la lingua greca, aveva una cosa che si è perduta oggi in quasi tutte le lingue europee. C'era qualche volta qualche residuo, c'è, ma non in tutte, cioè quella di un terzo genere, oltre il maschile e il femminile. Cioè noi abbiamo nomi maschili e femminili, ma i latini avevano anche un genere neutro. Il latino neutrum significa nessuno dei due, cioè significava che non era quello, non era l'altro. Generalmente questa parola era utilizzata per gli esseri inanimati, quindi quelli che possono essere comunque degli oggetti, o anche dei metalli, tipo il piombo, che era plumbum, aurum, l'argento, argentum, cioè cose che non potevano avere l'anima effettivamente. E la desinenza era generalmente, perché poi ci sono tante varianti, la per il singolare e la A per il plurale. Allora, effettivamente per i generi inanimati, cioè per gli esseri inanimati, però certe volte c'era anche un'eccezione. Per esempio, pensate che lo schiavo, che si può dire in tanti modi, in latino, si dice servus, verna, però si poteva dire anche mancipium, che è una parola neutra, che significa la cosa acquistata, cioè derivava da manus capio, cioè preso con mano. E quindi il mancipium era lo schiavo, ma lo schiavo era neutro perché non aveva dignità. Cioè pensate che, non mi ricordo ora se è stato Varrone o Platone che l'ha detto, forse Catone, era un instrumentum vocale, cioè una macchina parlante, cioè lo schiavo per come era considerato. Ai tempi dell'antica Roma, attenzione, ai tempi di tutte le antiche civiltà, pure gli egizi, non è che dico, però questo era quello che pensavano loro, per cui gli davano il genere neutro. Per cui quello che dobbiamo dire è che se io per esempio prendo una parola neutra in latino, che non è un essere animato, come per esempio templum, che significa il tempio, se io dovessi dire al plurale i templi, avrei templa, ok? Quindi questo era quello che generalmente accadeva nella lingua latina con una parola neutra. In italiano noi non abbiamo più il neutro,
ma ci sono dei residui, perché le parole neutre sono passate dal maschile al femminile. Tipo templum è diventato maschio, il tempio, non ci siamo nemmeno posti il problema, e alcune volte invece sono diventate altre femminili. È il caso di brachium, che è il braccio, ma che al plurale era brachia, per dire le braccia, o dei residui, ok? Però oggi quando lo intendo è femminile, ok? Ma braccio comunque è maschile, infatti cambia l'articolo, dico le braccia, però in realtà questo è un residuo del neutro latino. Stesso residuo lo posso vedere nella parola ovum, che significa uovo, che al plurale fa uova in italiano, ma in siciliano uova, così come nel latino, cioè senza il fenomeno di dittongo che ha colpito molte parole. Allora, fatta questa premessa, andrò ad esaminare delle parole che noi ancora abbiamo che effettivamente derivano dal siciliano. Cioè, per esempio, se io dovessi trovare come si dice filo in latino, si dice filum, c'è anche la forma maschile, filus, attenzione, però se io devo dirlo al plurale, il latino avrebbe fila, così come il siciliano i fila, ok? Quindi non è cambiato niente, si è mantenuto. Cioè sono rimaste neutre quelle parole che erano neutre fino a che tempi. Ferrum, che significa ferro, sì, esattamente, i ferra al plurale, così come avviene con la parola frenum, freni, sì, esattamente, però questa parola non significava quello di oggi, ovviamente, ma erano le briglie del cavallo, quindi freni. Con le quali Sì, freni. i frena sono quelli che non abbiamo, ma anche alcune eccezioni particolari, tipo il sostantivo iocus è maschile. Infatti, no, però aspettate una cosa, questo è maschile perché in us non è in um, se vedete come ho scritto. Infatti attesta un plurale ioci, però purtroppo è uno di quei maschili che sono due, iocus e locus, che è il luogo, che in latino hanno l'eccezione, lo spazio purtroppo non spazio, l'eccezione di avere una forma neutra al plurale del maschile. Quindi ioca esiste anche e significa i giochi, così come noi pronunciamo parola io. Quello che è successo è che poi questa A del neutro plurale è stata estesa da noi per analogia a un sacco di nomi che indicano insomma la professione, i cosiddetti nomina agentis, cioè i nomi di colui che agisce e svolge un'azione. Cioè il professore al plurale fa il professura, il dottura, l'infermiera e così via. Quindi per dire questa A si è estesa anche laddove non c'è una parola neutra, ma è diventata appunto una desinenza a tutti gli effetti che si è cristallizzata e viene adattata alle parole. E ci sono tante parole che derivano appunto dal neutro che effettivamente sono sopravvissute da noi. Una cosa per tutte. Queste parole neutre, io ho detto prima che in italiano prendevano un altro genere, o diventavano maschili o diventavano femminili. Però succedeva anche una cosa, cioè in questa A plurale veniva scambiata nell'evoluzione della lingua, veniva sentita come un femminile singolare. Se io dico la ragazza, termina in A, così come il latino terminava templa, che significava però i templi, come ho detto prima. Quindi vedete che questa confusione effettivamente poteva capitare. E questo il fenomeno per cui lignum significa legno e il plurale ligna, che noi abbiamo per dire i legni, i ligna, anche questo si è mantenuto, però in italiano ha generato un femminile singolare che è la legna, che è collettivo, cioè l'insieme di legni, ok? Cioè quindi stiamo dicendo che questo neutro plurale in italiano è stato sentito come un femminile singolare, ok? Stessa cosa praticamente se prendo velum, che significa praticamente, allora significa la vela, velum era la vela, anche il velo come lo intendiamo noi oggi, però per dire le vele della nave si usava vela, perché era il suo neutro plurale. Questo neutro plurale è stato preso ed è diventato un femminile singolare oggi, la vela, ok? Quindi si è perso il singolare in un e la forma plurale che era in A effettivamente è stata utilizzata come un sostantivo femminile singolare, quindi se ne è creato un altro. Stessa cosa per folium, che significa il foglio, e al plurale, se dovevo dire insomma le foglie, io dicevo, lo si chiama la foglia, più che altro folium, dell'albero. Folium era la foglia, per cui il suo plurale per dire le foglie era foglia, che in italiano è diventata la foglia, ok? State seguendo? Ok.
Quindi quello che stiamo dicendo è che si è perso il singolare e quello che era il neutro plurale in A è diventato un femminile singolare, cioè un sostantivo a tutti gli effetti. Dunque questa cosa ha anche un residuo praticamente da noi, insomma, nella nostra lingua. Per esempio, allora, mela, in latino si dice malum, e anche questo è uno dei motivi per cui nella Bibbia poi il simbolo del male è la mela, perché si diceva in tutti allo stesso modo. In realtà cambiava la quantità dell'A, ma in prosa non ci facevano caso, quindi il simbolo del male è diventato la mela, ma in ebraico non c'è nessuna mela. Comunque, al di là di questo è un fatto della letterazione latina, però comunque malum significa mela, insomma, esagera un po'. Allora, un aggettivo per indicare persiano è il latino persicus, persica persicum, della prima classe, che significava relativo alla Persia, persiano. Perché persicus effettivamente si persa era la Persia, quindi persicus era il persiano. Se io devo dire la mela persiana, quindi avrò malum persicum, che era un tipo praticamente di mela che effettivamente i latini chiamavano così, ora vediamo che cos'era. Se prendo il plurale, lo devo dire al neutro plurale perché malum è neutro, devo dire le mele persiane, io avrò mala persica. Allora, quello che è successo è questo. Fino a qua ci siete? Sì. Allora, il sostantivo mala, che è quello che accompagna l'aggettivo, si è perduto per un fenomeno che si chiama ellissi, che capita, per cui in siciliano è diventato femminile singolare, dal neutro plurale come per l'italiano, e abbiamo la persica, che è apiessica, diciamo, col dittongo, vabbè. La pesca, non è che è la pesca. E la pesca era questa mela che veniva dalla Persia, che i latini la chiamavano come malum persicum, cioè lo vedevano come una mela persiana, che invece era una scena piestica, che sarebbe praticamente la nostra pesca come quella. Quindi come? Non era maschile. No, a VPS, poi c'è la maschile, sì, anche allora questo anche ad Accade c'è il PS, no, da noi è femminile, la piessica, ma anche a Catania la pessica, cioè, quindi resiste l'uso femminile. Altrove si è mantenuto persicum, che è il neutro singolare, ecco. E io non lo volevo dire di Accade, non sapevo che era così, quindi perdonatemi. Anche a Scigli. Anche a Scigli, sì. Quindi quando me ne vado a Scigli non faccio più figurati, perché mi invito sicuro. No, vabbè, al di là degli scherzi. Quindi questo è praticamente una cosa che è sopravvissuta. Voglio chiedere a Gio Grandi come si dice, lui viene dalla provincia di Catania, da San Michele di Ganzarino, il mio collega, la pesca da te. I persiche in la plurale. A persica, quindi anche a San Michele di Ganzaria. Bravo, ti sei meritato un caffè troppo. A scuola lo vediamo. No, vabbè, scherzo, comunque è interessante perché Gio Grandi viene da San Michele di Ganzeria, è residente a Vittoria da tanto tempo, sposato a Vittoria, e il mio collega molto spesso, come io il confronto con Carmelo, che è un vicino di casa, insomma, ce l'ho anche con lui, lo ringrazio che ogni tanto scrive qualcosa in San Michelese anche su Facebook, io ne approfitto per studiare quello che scrive. Anche se lì ci sono molte parole in Ardesh perché è una colonia di albanesi. Sì, era diverso, sì, però lì non sono completamente diverse. Quindi sono praticamente proprio però effettivamente sì, ha tante cose sicuramente diverse da noi. Sì. Allora, al di là di questo, comunque andiamo a insomma, parlare di altre parole che, anzi, prima faccio alcune parole e poi dei verbi. Abbiamo per esempio una parola che effettivamente si è mantenuta grazie a una commistione tra greco e latino. Allora, quando c'è stata la colonizzazione qua in Sicilia, che effettivamente partirono dalla Grecia per fondare quelle che erano delle colonie, insomma Siracusa, colonia di Corinto, che a sua volta poi fonda Camarina, la nostra Scoglitti di oggi, che era una subcolonia quindi di Corinto, ma ci furono anche delle colonie in altre zone occidentali della Sicilia, come il caso di Selinunte, che fu fondata intorno al 654 a 650 a.C. Allora, Selinunte fu chiamata così perché in greco la parola selinon significava sedano,
effettivamente quello che si suppone è che abbiano trovato un campo di sedano vasto, dice come la chiamiamo, semipunte, cioè città del sedano. Vabbè, questo insomma potrebbe capitare, tant'è che se andate a vedere i ritrovamenti numismatici che abbiamo, c'è quelle monete di semipunte, c'è insomma il sedano messo sulle schede, insomma ci sono. C'è un mazzo, insomma, adesso. Dunque, per quanto riguarda questa parola, sedinon, che significa sedano, noi ne abbiamo una sopravvivenza. Perché questo sedano potrebbe essere selvatico, cioè poteva essere un sedano che cresceva tra le pietre. E quindi se era selvatico non era effettivamente più visto come un sedano, ma era altro. Pietra, anche in greco si diceva petra, insomma, quindi siamo lì con latino, non cambia tanto, però se dovessi dire sedano della pietra, in greco avrebbe l'as, petras, sedano, cioè sedano della pietra. Noi l'ho messo in latino, ma lo posso mettere per non fare confusione con il greco. Però questa parola poi si unisce in latino in petrosedinum, che sarebbe praticamente il sedano della pietra, e così lo chiama Greenberg, che appunto lo utilizza, che non è più sedano della pietra, ma effettivamente il sedano selvatico sarebbe il prezzemolo. Per cui petrosedinum da noi è pugrisino, pagiusino, va bene, da noi è pugrisino, siamo ancora più, ci conserviamo di più questa, quindi petrosedinum si mantiene in pugrisino. Non so Giangrandi come lo dice, come lo può dire? Pugrisino, altro che caffè, aperitivi se va bene, comunque questo com'è? Pugrisino, va bene, non è un problema. Questo che stai dicendo no, è una cosa interessante perché certe volte la U diventa I, cioè laddove noi la utilizziamo, tipo noi nominare diciamo mundiario, non ammontiare, però Catania, esatto, a Catania è munduario, quindi sono contento anche qua, per cui effettivamente la I diventa U e questo non è una cosa che inficia più di tanto, per cui Putresino, Picciusino, insomma siamo là. Però deriva appunto da questa parola petras greco sedinum, cioè sedano della pietra selvatico, e quindi puggisino. Allora, quello che dovevo dire, l'ultima cosa, va bene, l'ultima e finisco ragazzi, poi no, che finisce, no, può stare nel 7 e un quarto. Facciamo un'altra. No, vabbè, avrò altre cose, non è problema. Però allora, quello che devo dire è che ci sono delle parole che nel passaggio, anzi no, che anche il latino stesso, dei verbi più che altro, no parole, verbi, avevano una forma debole, cioè base, e una forma intensiva, cioè che era praticamente portava un significato più forte. Allora, se io per esempio prendo il verbo dico e devo scrivere tutto il paradigma che ha fatto latino, si ricorderà, avrò dico dicis, dixi, dictum, dicere. Queste sono diverse forme dello stesso verbo che significa dire in latino. Dicere sopravvive anche in siciliano, la parola nel verbo benedicere, ok, quindi si utilizza. Allora, dal supino dictum, che questa qui sarebbe la quarta voce del paradigma, si chiama supino. Allora, non è proprio dal supino che deriva, però io dico così per semplificare, poi se il video lo vedranno gli esperti di latino, so che deriva dalla radice dic più totas, habitatum tante e così via. Però facciamolo più semplice. Dictum e supino, tanto alla fine il risultato è lo stesso, non cambia più di tanto. Scusate, metto la lunga tra parentesi, e formerò un altro verbo, però della prima coniugazione. Dicto, dictas, dictavi. Sarebbe dettare. Dictatum, dictare. Cioè, quello che significa dire più spesso significa dettare. Cioè, queste forme di verbi si formavano dai supini dei verbi base che davano vita a un nuovo verbo della prima coniugazione che aveva un valore intensivo più forte, cioè dictum da dicere, che era dire, ma dictare era dire più spesso e quindi dettare in italiano. Queste forme si chiamano iterative o intensive. Ecco, questo è successo praticamente anche in diversi verbi siciliani che hanno avuto una forma intensiva da un verbo latino, ma questo non c'è in italiano. Per esempio, movere, move moves, movi, motum movere, significa muovere.
Allora, dal supino motum io conio questa forma che è motare, cioè muovere più spesso, da cui ne deriva ammontare. Sì, allora, quello che noi abbiamo è il fatto che a questo motare, che è la forma intensiva di moteo, abbiamo aggiunto una che rispondere, a rispondere, capire, a capire, sentire, a sentire, fatta a capire, a rispondere. È un fenomeno siciliano molto diffuso, per cui ogni verbo viene intensificato da una preposizione ad che viene appunto premessa, perché è preposizione, ma non ha un valore dal punto di vista del significato, ma solo dal significante che cambia e si allarga, ok? Cioè il guscio della parola, ma non il vero e proprio senso. Per cui ammontari deriva da questo, cioè muovere più spesso verso e quindi poi spingere, in questo senso, ok? Quindi questo è il primo verbo. Un altro caso di verbo iterativo così è dato dal deponente sequor, sequeris, secutus sulla sequi, che significa seguire. Qui il supino non compare perché è un verbo che si chiama deponente, ma il supino è secutum, significa questo verbo seguire. Per cui da secutum, come si dice assecutare. sì, io ho la forma secutare che è intensiva e quindi assecutare. E questo è altro. Poi, parlando di parole ancora più semplici, che noi più immediate che noi utilizziamo, abbiamo il verbo capio, capis, cepi, captum, capere. Ecco, allora questo significa prendere, e poi è da noi capire in italiano, perché prendere con la mente, quindi afferrare un discorso, comprendere e quindi capire. Però da captum io ho questo verbo che anche in italiano c'è, che è un verbo dotto, cioè il verbo captare, cioè che significa prendere più spesso e quindi capire subito una cosa. Che hai captato? Cioè mi l'hai afferrato veramente? Ecco, esattamente, ho sentito qualcuno ha detto, cioè, deriva a cattare, sempre da questa ad Comprare. cioè prendere più spesso e quindi comprare una cosa. Tuttavia a cattare, e questo penso che tutta la Sicilia, non solo, dalla Campania in giù, ha un altro significato, che è quello di partorire. Cioè, insomma, la signora ha cattato l'uccino, è già grande e unisce con la testa, quindi siamo a posto. Questo perché? Questo perché il verbo capio in latino, diciamo, poteva generare dei verbi composti che significavano partorire. È il caso, per esempio, del suo composto concipio, cioè cum capio, concipis, concepi, concettum, concipere, da cui deriva appunto concepire e da cui deriva anche concetto il nome o immacolata concezione, cioè concepita senza macchie. Quindi il nome concetto significa questo, cioè concepita. E così come cum e capio, concipio, che è un composto, cioè di una preposizione cum del verbo, poteva generare anche il significato di partorire, così anche un composto con ad di capio, cioè accattare, anche se intensivo, può conservare un significato appunto di partorire, perché è una cosa tipica del verbo capio con i composti, va bene? E quindi questo c'era. Allora, sono gli ultimi due verbi e finisco. Allora, questo verbo significava appunto dipingere, pingo, pingi, spinxi, pictum, pingere, e dal supino pictum effettivamente io posso avere un verbo intensivo pictare, che significa pitturare più spesso. Da noi c'è questa ad pure dietro, a pittare, non so se voi ce l'avete, alcuni dicono solo pittare, però noi andiamo a pittare. Si usano tutte e due, si usano. Così non ci sbagliamo. Esatto, quindi però sì, nel senso che si è sporcato. le onde si mettono le cose. Ah, quando c'è queste cose quando si sporcava già. Vabbè, magari si pare. No, quindi questo sì è quello che viene, quindi a pittare. E l'ultimo, anzi o pepigi, perfetto, pactum pangere. Allora questo verbo significa comunque tra le tante cose attuire, quindi adattarsi a una condizione, quindi in senso lato adattare. Poi significa anche altre cose tipo conficcare, scrivere, che quando scrivi conficchi la penna, sensi traslati, però questo non ha senso per ora. Ma se prendo il supino pactare, cioè pactum, scusate, posso formare
Pactare, che significa sì, nel senso pattuire più spesso, quindi adattare. Esattamente, da cui appattari, che da noi, oltre che questo, significa anche adattare, nel senso che stabilire una cosa. Tipo, la spina alla presa non c'è fatta. Non c'è, sì, perfetto. Un vestito, un colore appatta. esattamente, cioè, quindi che ci sta, e questo è un intensivo da pactare e sempre dalla preposizione alto che è un intensivo. Va bene, dunque io ho parlato, interrompo perché ho finito. Io volevo... Sì, concludo io. Ho finito. No, volevo dire, intanto ringraziamo Gianluca Vittini. Allora, il discorso è ancora molto lungo, ci sono altre cosette, per esempio, ora lo inviteremo poi magari l'anno prossimo, perché per quest'anno abbiamo già il pienone di conferenze, ora il Presidente magari ne parlerà. Perché per esempio in siciliano c'è il perfetto come in latino. Sì, dicono noi parliamo al passato, no, noi usiamo il perfetto per usare il passato prossimo o il passato remoto, abbiamo un solo tempo come in latino. Non l'ho Quindi trattato, un dia poi ti volevo invitare a fare queste, oppure il verbo il perfetto del latino, fuist, fuit, il siciliano fui, fust, fu è identico. Quindi come vedete i verbi, molti verbi siciliani vengono dal latino. Comunque poi il professor Bendini magari in una futura conferenza l'anno prossimo parleremo anche di queste cose, penso a tante cose, qui ne ha tante, ha sintetizzato perché abbiamo detto non più di un'ora, in quanto poi poteva essere magari no lungo, ma magari l'assemblea poteva un po' perdere il tono. Bene, io saluto il professore e io volevo ringraziare tutti. Sì, puoi completare tu e poi passiamo al Presidente. Sì. Volevo solo ringraziare tutti quanti per l'attenzione e soprattutto per un argomento che a volte oltre che potrebbe essere anche ritenuto noioso, perché grammatica e latino, quindi mi fa piacere di aver trovato un uditorio insomma così rispettoso, quindi spero di avervi interessato. Certo. Lo capirò dalla prossima volta, se vedo tutto vuoto se trovo pieno diciamo non si deve seccare, quindi va bene, grazie a tutti. Grazie professore, certamente non ci ha annoiato, anzi ci ha rinfrescato alcune cose che per chi di latino come me non è mai studiato ha avuto questa curiosità di... Sono contento. Grazie a te. E allora, come diceva Carmelo, è stato parlato del programma, come ho detto prima, e il giorno sabato 6 novembre ci sarà il prossimo appuntamento con un'altra conferenza storica. Riceverete la comunicazione sempre tramite mail, per cui ci sentiamo nel corso delle prossime settimane. Grazie e buonasera.